Care Aquile, bentornate a questa nuova puntata di Aquile Libere. Vogliamo oggi introdurre un'intervista realizzata e registrata con l'avvocato Luca Campanotto, che è il coordinatore regionale di Aquile dal Friul quest'estate. Lo vogliamo fare da qui, è mese di ottobre e il 9 ottobre 1963 centinaia di vite si sono perse nella tragedia del Vajont. Ci troviamo nella sponda friulana della diga, è una bellissima giornata e oggi appunto commemoriamo queste vittime. Io vi auguro un buon ascolto e una buona visione. Parleremo di un tema molto importante questa sera, di grande attualità ancora, per insomma tutto il seguito che ne è scaturito, ovvero qualche mese fa il referendum sul taglio dei parlamentari. Ne abbiamo lungamente parlato con te, abbiamo fatto diversi incontri su questo argomento. Quali aggiornamenti puoi darci su quel referendum ai giorni nostri? Ecco, mandi a tutti, vi ringrazio per essere tornati, così riusciamo a fare un po' il punto della situazione a qualche mese di distanza. Si tratta di questioni fondamentali che però la comunicazione FVGina non approfondisce. Ci eravamo lasciati l'ultima volta, se ricordo bene, con la possibilità di una iniziativa forte da parte della Regione, un'iniziativa di giustizia costituzionale. La novità principale è per l'appunto il fatto che in tutti questi mesi abbiamo visto che la Giunta regionale Fedriga non ha adottato alcuna iniziativa, quindi pur essendo l'unica regione legittimata e molto interessata a prendere di petto la questione per salvaguardare la propria rappresentanza politica e anche territoriale all'interno del Parlamento statale, sostanzialmente si sono tirati indietro, non hanno fatto nemmeno un tentativo, no? Nonostante anche un precedente importante, un giudicato costituzionale, la sentenza 215 del 2013 della Consulta, che avevo già citato per dimostrare come questa regione autonoma a statuto speciale, quantomeno sulle questioni linguistiche, godeva e gode tuttora di una fondamentale legittimazione attiva a impugnare la legislazione anche statale incostituzionale, come è il taglio dei parlamentari, quantomeno sulle questioni speciali, no? Anche in considerazione dell'articolo 3 dello statuto speciale nostro sul plurilinguismo regionale. Si sarebbe trattato di una difesa delle peculiarità più importanti di questa regione, che sono il fondamento stesso della nostra autonomia e che sono state gravemente trascurate. La competenza su questa iniziativa giurisdizionale di giustizia costituzionale, su questo ricorso regionale in via principale contro la riforma, contro l'attuale legge costituzionale 1 del 2020, entrata in vigore diciamo verso la fine dell'anno scorso, del 2020, a seguito della pubblicazione definitiva in Gazzetta dopo la sua approvazione. Ecco, questa iniziativa è stata lasciata sostanzialmente cadere. Quindi va chiamata in causa prima di tutto la competenza della giunta regionale Fedriga. Non posso non parlare anche dell'assessore alle comunità linguistiche di questa regione, perché non è che ci fa una gran bella figura chi avrebbe avuto
diciamo, una delle principali competenze a proporre anche questa iniziativa. L'idea che traspare da questa inerzia è una visione del plurilinguismo regionale limitato a qualcosa di folcloristico, ma non certo a, come dire, un qualcosa di organico e che si estenda fino ad arrivare alla tutela dell'effettività della rappresentanza politica. Quindi quando si tratta di andare a toccare il potere, evidentemente hanno fatto un passo indietro. Ovviamente non solamente l'assessore, ma, ripeto, il plenum di tutta la giunta. Giunta che è presieduta dal presidente della regione, e anche Fedriga non può assolutamente essere dimenticato, perché si tratta di un organo regionale di vertice, fondamentale, è l'indirizzo politico più elevato nella nostra attuale forma di governo presidenzialista. La principale carica regionale, il vertice regionale, il legale rappresentante della regione, colui che firma le nomine per i ricorsi, ecco perché lo tiro in ballo, firma le procure ai legali della regione per le iniziative giurisdizionali, è tutto fuorché friulano, e quindi non meravigliamoci se poi, quando si tratta di intraprendere una iniziativa forte che andava a tutelare più che altro gli interessi del Friuli più che quelli di Trieste, ovviamente il presidente triestino non aveva il minimo interesse a prendersi carico di una questione del genere, sollecitato anche addirittura da un parlamentare. Ad esempio c'è stato un parlamentare che è uscito anche sui giornali sollecitando il ricorso che le stesse Aquile avevano approfondito, avevano motivato, avevano argomentato, e quindi insomma c'è stato un po' di dibattito messo subito in sordina dal mainstream del sistema mediatico FVGino, ma qualcosa è uscito pubblicamente, e nonostante queste sollecitazioni purtroppo dobbiamo registrare. Io ho monitorato le gazzette ufficiali in questi mesi, vi garantisco che nulla si è visto all'orizzonte, ormai i termini sono scaduti, questa è la notizia negativa. E quindi insomma tutto questo discorso per dimostrare la gravità della situazione, perché pensiamo anche al problema dei collegi, no? Diretta, immediata conseguenza dell'approvazione del taglio dei seggi parlamentari è l'ampliamento dei collegi, perché ovviamente rimanendo il territorio sempre quello, diminuendo le cosiddette poltrone, come vengono chiamate spregiativamente, inevitabilmente si sono allargati i territori. Manca la rappresentanza. Gorizia ormai è cancellata, assimilata a Trieste, politicamente non conta più nulla, perché come dire 30.000 voti su 250.000 circa di triestini non contano nulla. Stesso destino per la montagna, tutta la montagna, addirittura anche quella dell'Alto Friuli è stata assimilata alla zona del Friuli occidentale e verrà praticamente attratta dalla grande massa elettorale del capoluogo del Friuli occidentale. Quindi tutti i territori più marginali, più periferici, più deboli non conteranno più nulla, sono ormai definitivamente condannati alla totale irrilevanza politica e si candidano sostanzialmente a ospitare qualche discarica. C'è chi si chiede, a questo punto non c'è più speranza di poter fare qualcosa in merito al ricorso contro questo referendum in regione? In effetti, guarda, la situazione è molto grave. Ci sono addirittura manovre della giunta Fedriga che non solamente non fa nulla sul fronte della legge elettorale statale, ma addirittura mette a rischio quel poco di democrazia che ancora sopravvive in regione nonostante l'FVG Porcellum, chiamiamolo così, cioè l'attuale legge elettorale regionale,
perché le preferenze sono a rischio anche in regione, vogliono arrivare a un sistema simile a Rosatellum Bister in vigore per il Parlamento statale, anche per il Consiglio regionale, per esempio togliendo alla base popolare la preferenza e quindi la possibilità di incidere in prima persona sulle elezioni dei consiglieri. Vogliono programmare le elezioni dei consiglieri che non sarebbero più eletti ma nominati sulla base di liste bloccate. Uno scempio. Già l'FVG Porcellum è una legge elettorale regionale discriminatoria che favorisce ad esempio solo gli sloveni e si dimentica dei germanofoni che paradossalmente avrebbero addirittura maggiore necessità di tutela essendo numericamente più deboli. Ma insomma questo è solo uno dei tanti difetti che ha questa legge elettorale regionale, ma almeno riconosce ancora le preferenze, no? Quindi la possibilità per la base elettorale popolare di incidere, di decidere alla fine chi entra. No? La candidatura è un suggerimento, ma la decisione ultima spetta comunque al corpo elettorale regionale. Attualmente, se come dire, il sistema elettorale regionale si uniformasse a quello statale, si arriverebbe anche in regione a elidere completamente qualsiasi rimasuglio di democrazia, impedendo ai cittadini di eleggere i loro rappresentanti anche in regione, si arriverebbe sostanzialmente a dei consiglieri regionali nominati dalle segreterie di partito e quindi molto docili ai poteri forti, alle lobby, ai capi. Praticamente uno svuotamento della democrazia che rimarrebbe il fantasma di se stessa sostanzialmente. È uno scenario grave che si è già consumato purtroppo a livello statale. Faccio solo un esempio: per esempio al Senato questa regione avrà solo 4 seggi, quindi passeranno sì e no solo i capi dei 4 principali più grossi partiti con sbarramenti effettivi del 15%, che sono delle storture incostituzionali che sacrificano in maniera palesemente, gravemente irragionevole la rappresentanza politica della base popolare ma anche territoriale. A farne le spese saranno i più deboli. Sono dei vizi di legittimità costituzionale che, essendo plateali e relativi ai principi fondamentali, risultavano azionabili e giustiziabili. Purtroppo la Giunta Federica ha ritenuto di non esercitare questa facoltà, che è rimasta astratta e non ha avuto alcuna conseguenza pratica. Cioè, ripeto, non hanno fatto nemmeno un tentativo. Francamente, io sono molto critico, sono rimasto molto deluso e molto critico da un sistema politico italiano, ma anche FVGino, che nella sua globalità si dimostra antifriulano, e non sto parlando solo della giunta regionale, ma parliamo anche del consiglio regionale. Che cosa hanno fatto molti consiglieri di opposizione, anche di opposizione, che in regione si definiscono autonomisti? Hanno provato a sollecitare l'esecutivo su questa tematica decisiva per il futuro della stessa sopravvivenza del Friuli nei prossimi anni? Direi di no. Hanno fatto qualcosa, un atto anche solo di indirizzo del Consiglio regionale? Non mi risulta, se mi sbaglio correggetemi, ma davvero il nulla, il vuoto. Nessuno osa porre queste questioni, perché evidentemente tutti, nessuno escluso, opposizioni comprese, perché bisogna dire tutto di tutti a 360 gradi, nessuno ha il coraggio di difendere gli interessi del Friuli, parliamoci chiaro, perché qui Trieste è già garantita dal suo ruolo di capoluogo regionale, che comunque garantirà al prossimo giro, nella prossima 19ª legislatura parlamentare, la maggioranza dei parlamentari, degli eletti del prossimo giro, della prossima legislatura. E di fronte a questo scenario, un friulano consapevole
dei propri diritti non può non abbandonare un sistema politico che non lo rappresenta più. Bisogna intanto parlarne, rendiamoci conto anche di quelli che sono stati i nostri errori se abbiamo votato sì. Bisognerà iniziare a considerare la possibilità che sia però organizzata bene, non individualmente ovviamente, altrimenti si rischiano addirittura sanzioni. Bisogna però pensarci su all'ipotesi di uno sciopero fiscale. Come organizzare uno sciopero fiscale? Questa è una tematica complessa che adesso non abbiamo il tempo di affrontare, però è una soluzione che a questo punto io lascerei sullo sfondo. Io ti ringrazio Luca, sempre molto chiaro, esaustivo, ti avremo spesso qui alle nostre telecamere e ci auguriamo anche per magari tornare su questo discorso con magari qualche novità, si spera positiva da questo punto di vista. Ti ringrazio, quindi alla prossima qui da Levignano e buon lavoro ancora come coordinatore regionale di Aquila del Friuli. Grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci seguono, ormai posso dirlo, e aderite anche voi come ho fatto io alle Aquile e cerchiamo di costruire una politica che sia davvero friulana e solo friulana e Fuarce Friule mandi a Dulce. Grazie a te. Salut.